Assessore Giulla, questa sera è un evento dedicato alla città di Agrigento che ha calamitato qui artisti provenienti da tutta Italia. Sì, questa sera abbiamo l'onore di ospitare al Museo Civico di Santo Spirito, nel cuore del centro storico di Agrigento, una mostra di pittura di artisti provenienti da un po' da tutte le parti della Sicilia e anche d'Italia. Questa sera sono contento di vedere qui gente che viene anche da Roma, c'è gente che ha messo in esposizione quadri anche da Firenze, da Torino, da Milano, quindi una mostra che il maestro Francesco Anastasi ha promosso chiamandola Trofeo Valle dei Templi e che comunque ospita tantissima gente e tantissimi artisti che vengono oggi nella nostra città, e avremmo anche l'occasione di mostrare anche all'esterno della nostra città le nostre bellezze, quale per esempio il Museo Santo Spirito. E lei, la vincitrice del Trofeo Valle dei Templi, cosa rappresentano le sue opere? Le mie opere rappresentano soprattutto l'interiorità dell'essere umano, la ricerca di noi stessi ed una memoria antica che noi andiamo sempre nello scrutare di noi stessi. Quindi penso che sia proprio veramente qualcosa di molto, molto interiore, che si porta a nudo e viene trasmesso, anzi viene proiettato nella tela. Francesco Anastasi, è stato un grande successo il primo Trofeo Valle dei Templi? È stato un grandissimo successo, grazie alle istituzioni, grazie al sindaco, all'assessore Ciulla e a tutta la comunità del comune di Agrigento. È stato anche un grande successo per gli artisti, contenti e soddisfatti tutti, hanno capito, hanno recepito arte. Arte significa quello che dico sempre, amore. Per cui di conseguenza io sono soddisfatto avendo fatto questo evento, avendo istituzionalmente parlando e concretizzando quello che è stata questa gran parte del Trofeo Valle dei Templi. Ora ci vedremo per i prossimi eventi in futuro. Spero che gli artisti capiscano veramente chi sono e chi non sono le persone che operano nel mondo dell'arte. Patrizia Prado oggi espone nella sua città, quali emozioni prova? Allora, è stato molto emozionante. Esporre nella mia città, veramente Agrigento, io desideravo ciò da moltissimo tempo, già da quando sono venuta da Venezia, dalla Biennale di Venezia. Il mio desiderio è finalmente oggi proprio si compie quello che doveva essere. Una serata bellissima qui al Santo Spirito, sede istituzionale, una sede meravigliosa, con un bagaglio storico non indifferente, che è una location proprio ideale per realizzare una mostra di arte contemporanea, di arte moderna. Dietro alle mie spalle c'è una delle mie opere, che è Grano, che rappresenta proprio il fuoco della Sicilia, la passione, la rinascita, il dinamismo, il movimento e il colore dei nostri paesaggi. È molto importante fare un discorso sull'arte, soprattutto in questo momento di dolore e di confusione. Dobbiamo considerare l'arte come qualcosa che illumina la nostra vita, è qualcosa che ci guida. Ovviamente ci sono molte manifestazioni artistiche, ognuno sceglie quella che gli è più congeniale. L'arte visiva è qualcosa che può essere percepita con gli occhi, quindi non ha bisogno di particolari condizioni per essere fruita, ed è qualcosa che può riempirci di gioia. Io ho scelto di pormi davanti alle opere di Patrizia Prado, che è un'artista che sta migliorando costantemente, proprio per dare forza a questo mio discorso. In un'opera come quella di Patrizia, ma in qualunque opera di qualunque artista che compia una ricerca, noi troviamo una volontà di vivere, la volontà di scavare all'interno della vita. Cosa lega l'arte alla poesia? È sicuramente l'emozione, perché sia la pittura che la poesia creano emozione e naturalmente la cosa più importante è creare, perché l'arte è creare, quindi trasmettere emozioni. Oggi sono stata molto felice perché la mia composizione Armonie è dedicata agli artisti e comunque all'arte, ha dato emozioni.